Gli animali, questi sconosciuti. Ebbene sì, sì, ragazzi. Va bene, cari amici, so che ci seguite da tutta la Val d'Aosta. Io sono impazzito quando ho saputo. Dunque, per la serie Gli animali ci ha scritto di nuovo la signora Pina. La signora Pina ci scrive delle lettere incredibili, ce le recapita, questa me l'ha sparata dalla finestra. Allora, mi dice, caro Grillo, sono la signora Pina. So che sai tutto sugli animali. Io sono una signora che ama molto gli animali. In casa, oltre a mio figlio Ugo, ne tengo molti. Ora però ho una tenia, signora Pina, ho una tenia che mi dà parecchie preoccupazioni perché mangia troppo, mi dia un consiglio, eccetera, eccetera. Ora, io cosa vuoi che consigli la tenia? La tenia probabilmente mangerà troppo perché è il verme solitario, probabilmente si sentirà solo e poi magari si sente anche un verme. Allora è un problema più psicologico. Porti la tenia dallo psichiatra e veda un po' cosa possa fare, cosa può fare. Dunque, per la serie animali, dopo la tenia, che fa anche un po' senso, parlerei di un animale un po' più rilassante, la tarma. La tarma mi ha sempre incuriosito, anche perché da piccola mi ha mangiato un cappotto. Quindi me la sono sempre seguita, perché, ecco, io vedo delle signore, voi in sala e voi anche a casa. Il problema di mettere via la roba era il problema che assilava mia madre. Io ho visto e ho conosciuto le tarme, come tutti i ragazzi, in casa delle piccole farfalline volare. Quella è la tarma. E io vi dico una cosa e ve lo giuro, abbiamo studiato dei libri, quella lì che vediamo volare è la tarma. E dici, te la immagini con una bocca tipo, Ornella Vanoni che si mangia dei comodini, una cosa. Ti immagini un animale voracissimo, è vero? Non ha la bocca. La tarma non ha bocca. Vi sembra una cosa? Dove mangia uno che non ha la bocca? Come fa? Non mangia. Infatti quando la vediamo a stato di farfalla non ha più la bocca, quindi muore di fame. Uno che è impazzito, anch'io facevo. Non ha la bocca e muore di fame. La bocca ce l'ha quando è a stato di larva, quando è vermicino. Allora una bocca è voracissima, diventa voracissima. Come avviene questa cosa? Innanzitutto si riproducono le tarme? Sì. Tra il tarmo e la tarma, volando, sì, la tarma vola bassa, il tarmo vola alto e si incrociano a metà salto. E pensa a essere senza bocca e fare l'amore. Non li puoi neanche fare, cosa gli farà? Invece li farà con l'aletta. Ecco. Si riproducono, la tarma, ecco, lascia le uova in un cappotto, sempre di lana. Perché? La tarma mangia solo fibre animali. Se li metti lì, non so, un Benetton, vomita. Solo lana pura. Quindi quereleranno. Solo lana pura. Perché ha degli enzimi che riesce, la tarma riesce a sciogliere solo le fibre animali. E vedi che la tarma va nel cappotto, tic tic, e gli depone le uova. Questi bruchini pieni si fanno come un sacchino a pelo con la lana per proteggersi dall'umidità, cioè perché non bevono. Perché avete mai visto un cappotto pieno d'acqua appeso in un armadio? Cioè, allora, non essendoci acqua, loro sono umidi, proteggono la loro umidità facendosi dei piccoli sacchettini a pelo. Allora vedi dei cappotti pieni di questi sacchettini, così tu allora sei convinto di metterti un cappotto, invece ti metti un campeggio. Perché sono tutti così. Guardate che è bellissima la tarma. È bellissima la tarma. Ora ci sono tanti modi per distruggerle, è abbastanza facile, prendi il panno, lo scrolli, la tarma esce col suo sacchettino, allora, avvolgi la roba nella carta di giornale, perché la tarma ha anche un po' schifo delle notizie, specialmente poi la avvolgi con la notte di Milano, la tarma non ce la fa più e muore da sola. Poi la naftalina, palline di naftalina, solo che se metti la roba di naftalina poi ti metti la roba addosso. Tutti che alla naftalina scappano tutti dalla disperazione.
C'è una risoluzione drastica ecologica. Metti dentro gli armadi i ragni. I ragni mangiano le tarme, solo che ti rimangono i ragni. Allora come fai? Per ovviare alla rimanenza di ragni ci metti dentro delle rondini. Vai a rischio che ogni tanto magari qualche cappotto apri l'armadio a primavera e migri. Ti emigrano i cappotti. Aia! Aia, è finita! Va bene. Adesso vi dirò la massima di questa settimana è alla tarma. Grazie mio fratello, grazie. Alla tarma non far sapere quanto è buono il cashmere con le pere. Grazie a tutti, ciao!